Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi è martedì 3 novembre, Luigi Guglielmi che vi guida nella lettura dei principali titoli e principali temi. E allora, per una volta vorrei dirvi che le notizie sul coronavirus oggi sono più tranquille, diciamo, per quello che riguarda la nostra regione, il nostro territorio, perché non c'è da goderne, certo, insomma, le situazioni in altre parti d'Italia sono ben più gravi delle nostre, i nostri giornali locali, che sono giornali soprattutto regionali e bellunesi, sono concentrati sulla situazione del Veneto e la situazione del Veneto non pare così drammatica. Se continuiamo troveremo l'appello, se continuiamo ad essere prudenti, a gestirci con le mascherine, con le misure di igiene, vedrete che potremo avere delle soddisfazioni tra poche settimane, quando ci avvicineremo a Natale e magari da noi la situazione non sarà così grave da imporre misure troppo rigide. Il titolo di apertura sul Gazzettino Nazionale purtroppo apre però con un'altra notizia molto triste, anche se non è un'apertura sul coronavirus, e cioè sull'attacco terroristico di Vienna, attacco a Vienna, morti, ostaggi e feriti, dice il titolone, sparatorie in 6 zone della capitale, terrorista con cintura esplosiva. Terrore ieri sera nel centro di Vienna, dice il Lancio, in quello che sembra con tutta probabilità un attacco terroristico, sparatorie in 6 diversi luoghi nella zona della sinagoga della capitale austriaca, in pieno centro, con morti e feriti. Quindi colpita nel mirino in questo caso è stata proprio la comunità ebraica, e ovviamente esprimiamo comunque la nostra solidarietà, così come di fronte alla comunità dell'altro giorno ortodossa e ai cattolici che sono stati vittima degli attacchi dei giorni scorsi. Non è ancora chiaro quale sia la regia, se ci sia una regia di questi attacchi che avvengono quasi in contemporanea, proprio mentre siamo anche molto vulnerabili per il discorso del coronavirus. È una strategia di una crudeltà incredibile. Un attentatore sarebbe stato ucciso, dice il titolo, un altro arrestato, ma le notizie erano fino a tardi, cioè fino a quando il Gazzettino chiudeva, dice qui, frammentarie. Le notizie di questa mattina sui quotidiani dicono che, sui quotidiani online, quindi più aggiornate, dicono che l'attacco deve essere considerato ancora in corso di fatto, insomma, quindi c'è molta attenzione e l'appello alla gente anche a stare prudenti o a casa, insomma. Il voto americano, sfida per la Casa Bianca, Trump tenta la rimonta, ma vabbè, sul coronavirus c'è un commento che apre sulla destra: virus, l'errore di ripetere gli errori di marzo. E questo è un gioco di parole, ma non è un gioco poi nella realtà, no? Perché dobbiamo stare attenti a non ripetere quelli che abbiamo riconosciuto poi essere stati gli errori di marzo. Va bene, il titolone riguarda il coronavirus e presenta un po' i contenuti del nuovo DPCM che è atteso nel giro di poche ore. Chiusure, l'Italia divisa in 3, come abbiamo sentito anche dai TG ieri sera. Covid, coprifuoco ovunque, ma aree di rischio diverse zona per zona. Veneto e Friuli in fascia intermedia. Il Friuli a quanto pare sta peggio di noi, tra l'altro, e possiamo dire questo: si temeva, si pensava che il lockdown parziale, le zone rosse potessero essere evidenziate anche a livello provinciale. Invece a quanto pare l'orientamento generale del governo è quello semmai di inasprire, diciamo così, di creare una cornice di base valida per tutti, con delle misure più restrittive per tutti, tra cui il coprifuoco serale. Però poi, a seconda della gravità delle situazioni, regione per regione, potranno scattare dei meccanismi per cui verranno imposte delle misure ancora più severe di prevenzione e di sorveglianza. Ecco, il Veneto non è messo così male nella lista, su 20 regioni che abbiamo in Italia, di una prima dozzina di regioni che hanno i parametri più a rischio. Il Veneto non c'è. Siamo fuori dalla lista più preoccupante delle regioni, insomma siamo sotto, siamo dopo la prima metà del numero delle regioni italiane, no? Allora vi leggo il lancio: saranno 3 aree e 3 scenari di riferimento, oltre a parametri precisi, a guidare le decisioni del Ministero della Salute, che con ordinanze mirate potrà includere una determinata regione in una delle 3 fasce di rischio con relative misure di restrizione anti-pandemia.
Quindi capite, non toccherà né alle regioni né al governo, sarà direttamente un'ordinanza del ministro della sanità che di fronte ai numeri, non a scelte politiche, potrà decidere di inasprire le misure di contenimento della pandemia, regione per regione. No? Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, si terrà conto anche dell'indice di trasmissibilità, l'RT. In pratica, ha spiegato il premier, ci sarà un'area riservata alle regioni ad alto rischio, di scenario 4, con le misure più restrittive, una seconda area con regioni a rischio alto, ma compatibili con lo scenario 3, con misure lievemente meno restrittive. Infine ci sarà una terza area con le restanti regioni con rischio minore. Veneto e Friuli, Venezia Giulia dovrebbero trovarsi nella fascia intermedia, cioè la seconda area con qualche restrizione in più. Il dibattito, le società scientifiche, i test rapidi sono utili e idonei, e qui ancora una volta insomma troviamo notizie incerte insomma di fronte alla possibilità che i nostri strumenti diagnostici insomma, funzionino o meno. La foto centrale dedicata a Gigi Proietti, l'attore che è morto ieri proprio mentre nel giorno del suo 80° compleanno. Ma qui lasciamo stare, torniamo alle notizie che riguardano il Veneto e con il Veneto anche noi. Veneto, epidemia, il picco previsto a metà novembre, vedremo poi i titoli dentro. La prima volta cominciò il 21 febbraio e quella stessa notte il Veneto consegnò all'Italia il primo morto di coronavirus. 37 giorni dopo, il 29 marzo, la regione raggiunse il picco dell'epidemia, c'erano più di 20.000 persone in quarantena, oltre 1.600 ricoverati, 360 pazienti in terapia intensiva. Adesso che siamo nella seconda fase, i modelli matematici portano a prevedere per metà mese, tra il 15 e il 20 novembre, il nuovo picco, l'ha detto il governatore Luca Zaia, speriamo sia così. Ecco, su questo abbiamo fatto un'intervista all'assessore Giampaolo Bottacin, che poi è lui il referente politico dei matematici che controllano l'evoluzione dei numeri nella regione del Veneto, e la trovate sui nostri social, la trovate su Facebook, su YouTube. Ecco, e in quell'intervista Giampaolo Bottacin spiegava che l'onda, la curva che i matematici stanno verificando, non dovrebbe arrivare alta come nella prima ondata di primavera, dovrebbe restare più bassa, però durerà di più, avrà un andamento diverso da quella montagnola molto ripida che avevamo visto, no? nelle elaborazioni matematiche di primavera. Sarà più bassa, però più allungata, e quindi dovremmo aspettarci che i contagi durino, la situazione insomma, di ricoveri per malattie di coronavirus durino di più e si protraggano fino a dicembre. È chiaro che la punta arriverà prima. L'intervento, le carte di Venezia per ospitare l'agenzia sul clima, ed è un articolo firmato dal sindaco di Venezia. Noi andiamo avanti velocemente in cerca delle notizie che interessano di più il nostro territorio. Allora, a pagina 2 del Gazzettino Nazionale vi segnalo, la raccomandazione che vi faccio sempre: noi qui vi mostriamo i titoli, vi leggiamo i lanci, vi diamo anche la prova di come questi nostri giornali cerchino in tutti i modi di darvi un'informazione completa e corretta. Guardate anche questa pagina 2 del Gazzettino, titoli, approfondimenti, grafici, infografica, schemi numerici, c'è di tutto per cercare di capire quello che sta succedendo. Ora, noi giornalisti facciamo questo sforzo, abbiamo bisogno di una cosa sola: che voi compriate questi giornali. Noi vi facciamo vedere in questa rassegna che cosa c'è dentro, però poi passate in edicola il Gazzettino, il Corriere, l'Amico del Popolo. Comprateci, perché è l'unico modo per fornirvi questo servizio. L'altra cosa che vi raccomando sempre, scusate questo inciso, è di mettere un like se vi piace questa rassegna. Fatevi vivi, fateci vedere chi siete. Noi vediamo che siete tantissimi. Ieri avete seguito 2000 persone, ieri hanno visualizzato la rassegna dell'Amico del Popolo. Oggi non so quanti sarete. Ieri c'era la preoccupazione, no? Che Belluno potesse essere dichiarata in zona rossa, preoccupazione che sembra rimossa. Ecco, ci piace vedere anche dai vostri like chi siete, voi che ci state seguendo, e se ci date un segno di gradimento o di critica a noi fa sempre piacere. Allora, misure per aree di rischio. Conte divide il paese in tre, abbiamo detto, ma il coprifuoco sarà per tutti. Ecco questa cosa che vi dicevo prima, no? Ci saranno delle misure più severe di quelle in cui ci troviamo oggi, e varranno per tutti, cioè per tutta l'Italia, il coprifuoco serale per esempio. Però alcune regioni
che hanno dati peggiori, per alcune regioni, in queste regioni scatterà automaticamente un protocollo di maggiore sicurezza e quindi di misure più severe. Il Veneto, come abbiamo detto, non se la passa così male come purtroppo altre regioni in Italia, Lombardia, Piemonte, Calabria. Il Premier alle Camere, prima del DPCM, vuole aspettare i dati, in lieve rallentamento. Sembra che i numeri diano già un riscontro per le misure assunte nelle settimane scorse. No? Si pensa al divieto nazionale di uscire tra le 21 e le 5 e alla stretta sui negozi. Noi andiamo avanti. Dunque, le misure, eccole qui, riassunte per numeri, le vedete, ve le racconto per chi ci segue su Facebook, amici di Radio Piave, dopo andate a rivedervi questa rassegna su Facebook o su YouTube. Coprifuoco, spostamenti limitati la sera. 2. Trasporti, capienza al 50% su bus e metro, scuola e DAD, studenti a casa per le superiori, questa ve la leggo perché le altre sono facili è facile intuire il senso, no? Ma questa insomma c'è tanta preoccupazione su quello che succederà per la scuola. Si prevede integralmente la didattica a distanza per le scuole di secondo grado, questo è il virgolettato. Dopo averle provate tutte, tra ingressi scaglionati, turni pomeridiani, lezioni da remoto al 75% per le ultime classi degli istituti superiori, il governo è capitolato sulla DAD dall'entrata in vigore del nuovo DPCM, nonostante la strenua opposizione della ministra Azzolina. Tutti gli studenti più grandi dovranno seguire le proprie lezioni in casa. Per ora nessuna misura per asili e scuole primarie. Questo è il riassunto che il Gazzettino ne fa, quindi probabilmente la chiusura delle scuole, dico probabilmente perché ricordiamoci che il decreto non è ancora firmato e tutti lo dicono ancora aperto, ancora in lavorazione questo DPCM, però queste sono le frasi che ieri Conte ha detto in Parlamento, quindi sono delle anticipazioni da cui è difficile che poi si torni indietro, no? Ma insomma sembra che questo provvedimento della didattica a distanza al 100%, cioè solo didattica a distanza, per quello che riguarda le superiori, sarà contenuto nella cornice generale del decreto, cioè sarà tra le norme che tutti comunque dovremo rispettare, per cui la scuola probabilmente se ne andrà in remoto. I megastore, punto 4, niente shopping nei weekend, nel weekend, cultura, stop per musei e mostre, questa l'ho capita meno perché si può contingentare facilmente l'ingresso ai musei, alle mostre, potrebbe essere una boccata d'ossigeno anche culturale, anche psicologica per noi tutti. Bar e tabacchi, alt a videoslot e scommesse. Ecco, i punti generali. Questi punti generali, ripeto, sono le misure che dovrebbero riguardare tutti noi, che dovrebbero scattare entro poche ore. Le tre Italie del Covid, Lombardia, Piemonte e Calabria verso il lockdown totale. Allora c'è una bellissima cartina del Gazzettino, bravi i colleghi del Gazzettino, che mostra qual è la situazione del rischio Covid regione per regione. Allora vedete, mi dispiace per quelli che ci seguono in radio, che non la vedono, ma dopo appunto possono guardarla sul nostro sito, ma ve la racconto. C'è la cartina dell'Italia con i confini regionali, in rosso le regioni toccate da infezione grave, in giallo quelle di livello di contagio intermedio e in verde con il virus a minor circolazione. Facciamo presto a dire quali sono quelle col virus a minor circolazione, perché sono solo Sardegna, Molise e Basilicata. Ma facciamo anche presto a dire quali sono quelle con l'infezione più grave. È una buona fetta del nord, andando da ovest verso est, la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Bolzano. Poi basta, poi si scende al sud e stanno malino, sono in infezione grave, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Il resto, compreso il Veneto, è in livello di contagio intermedio. Eccola qui la fascia intermedia di cui si parlava prima. Adesso, grazie a questa bella infografica del Gazzettino, c'è più facile spiegare che cosa significa. E qui sotto c'è il riassuntino che vi leggerei perché è veramente importante, perché nelle prossime settimane si passerà da una all'altra di queste fasce continuamente a seconda dei dati, no? Ecco, noi siamo in quella gialla, vi dicevo prima. Gialla, partiamo da noi. Cosa vale nella gialla? Che cosa vige? Didattica a distanza al 100% per le superiori e per gli ultimi 2 anni delle medie,
limiti alla circolazione fra le province, estensione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi, estensione dello smart working. Nelle regioni rosse di massimo rischio il lockdown è regionale, si esce da casa solo per motivi seri, ritorna l'autocertificazione, chiusura totale delle scuole, divieto di spostamento in altre regioni o tra le province della stessa regione. Ecco, questo è lo scenario che noi per ora in Veneto ci risparmiamo. Se continuiamo a fare, ad essere prudenti, vedete, ci risparmiamo l'uscita di casa con l'autocertificazione solo per motivi seri. Da noi invece zona 2 si continuerà a uscire normalmente, e sarà la chiusura totale delle scuole nelle zone rosse, da noi no. Ecco, insomma, è molto importante. Nelle regioni verdi comunque, come vi dicevo, la didattica a distanza sarà per il 100%, al 100% per le superiori, più smart working, nuove limitazioni agli orari di apertura di bar e ristoranti, ma insomma molto più soft. Ma noi insomma non dovrebbe andarci così male nel Veneto se stiamo attenti. Zaia, il picco sarà a metà novembre. Eccola qui la dichiarazione di ieri, no? Le previsioni in base all'andamento della curva in primavera, di quella che era stata la curva in primavera, ma cambiano i malati, meno casi gravi, preoccupano i ricoveri. Allora questa va spiegata, io non vi leggo l'articolo, lascio a voi la lettura di questo approfondimento, però vi spiego questa frase: ma cambiano i malati, meno casi gravi, preoccupano i ricoveri. Allora, meno casi gravi perché c'è molta meno gente in terapia intensiva. Le terapie intensive che erano state prese d'assalto nella prima ondata, in questa seconda hanno più respiro, ce lo diceva appunto l'altro giorno anche l'assessore Bottacin, lo vediamo dai dati, perché in provincia di Belluno per esempio solo 4 persone, solo povere, dispiace per loro chiaramente, sono in terapia intensiva, cioè nella condizione di maggiore gravità. Però preoccupano i ricoveri perché? Perché c'è tantissima gente ricoverata. Anche a Belluno siamo ormai abbastanza pieni, alcuni reparti sono pieni, non quasi pieni, sono pieni, di persone che l'ULSS definisce in area non critica. In realtà si muore anche in area non critica, quindi insomma non è che si stia proprio del tutto tranquilli. Se uno è in ospedale vuol dire che ha difficoltà respiratorie, vuol dire che non sta bene, per cui non sono numeri che ci tranquillizzano, ecco. Però ci diceva appunto l'assessore regionale Bottacin l'altro giorno nell'intervista, che troverete riassunta sull'Amico del Popolo di domani, che esce domani, e potete trovare in internet, che i timori sono proprio sui reparti normali, non sulla terapia intensiva, perché stavolta i ricoveri sono molto numerosi, ma sono soprattutto a carico dei reparti ordinari. Il governatore contro l'ipotesi di lockdown, comunque deve esserci un provvedimento nazionale concertato con le regioni. I numeri li diciamo velocemente: 143 veneti in rianimazione, che sono meno della metà del marzo scorso, 90 giorni della curva dell'epidemia, dall'inizio alla fine 90 giorni, 1050 sono le previsioni, 1055 sono i pazienti ricoverati, eccolo qua il numero, vedete, 143 in rianimazione e sono meno della metà di marzo, 1055 in altri reparti e sono quasi 100 in più nelle ultime 24 ore, e questi sono i numeri importanti che preoccupano, no? La gestione di questo tipo di numeri. 70 anni di età, gli anziani potrebbero subire limitazioni a loro tutela. In realtà sembra che di questa ipotesi si stia parlando molto meno. Qui probabilmente il Gazzettino ha un'informazione un po' vecchia nel farsi continuo di queste novità, no? Allora, tamponi rapidi, i medici di laboratorio li difendono, vado veloce, scuola, i licei. Allora, licei è diventata una sintesi per dire scuole superiori, è del tutto impropria. Ho capito che è molto più breve che della locuzione scuole superiori, ma rischia di indurre in errore. Solo lezioni da casa, il CTS, sarebbe il Comitato Tecnico Scientifico, anche alle elementari, cioè la richiesta era di fare DAD anche per le elementari. I presidi preparano la DAD per i ragazzi ogni ora, 10 minuti di pausa obbligatoria. Azzolina resiste, didattica da remoto esclusivamente nelle zone rosse, e si tratta, ve l'ho detto già prima, il decreto è ancora aperto, non è ancora stato firmato e bisognerà vedere quali modifiche subirà. Potrebbe essere anche alleggerito rispetto a quello che Conte ieri ha detto in Parlamento. Sembra un po' strano, però. Trasporti al 50%, abbiamo detto. Giovane dottoressa infettata, io bersaglio dei negazionisti, accade a Treviso, ma noi andiamo avanti e andiamo alla ricerca ancora di notizie che possano riguardare anche la provincia di Belluno, i nostri interessi particolari. Insomma, il vaccino costerà 2 euro, sarà in vendita a marzo, è l'annuncio dell'azienda italiana che ci sta lavorando. Saltiamo le notizie drammatiche da
Vienna, pagina 10, trovate tutta la situazione, saltiamo anche la situazione dell'America che va al voto e vediamo chi vincerà tra Biden e Trump. E andiamo avanti per arrivare alle pagine di Belluno, alla prima pagina del fascicolo di Belluno che adesso vi mostro. Eccola qua: commercianti, la rabbia in piazza è il titolone di apertura, chiusure anticipate, 1000 alla protesta in centro a Belluno, negozianti, piccoli imprenditori, basta, siamo esasperati, fateci lavorare oppure dateci i mezzi per sopravvivere. In provincia contagiato 1 su 100 abitanti, ieri altri 2 morti. Bottacin, l'intervista di Zambenedetti, salviamo il sistema sanitario. Vedete quella frecciona? Per chi ci segue sui social, amici della radio ve la racconto, c'è una foto in centro con un cielo azzurro, profili di montagne e una frecciona disegnata nel cielo. Bene, se ingrandiamo, vedete, indica, incredibile, incredibile, qui veramente la stupidità si manifesta nei modi più incredibili. In questo momento in cui abbiamo 1000 pensieri, guardate, c'è qualcuno che ha tirato una slackline da una punta all'altra, sono quelle corde piatte, quelle fettucce piatte su cui la gente ama fare equilibrismo, anche in sicurezza, perché si assicurano, per carità, tra una cima e l'altra di 2 montagne sulle nostre Dolomiti. Bene, queste slackline sono pericolosissime per gli elicotteri, per il SUEM, per tutti i velivoli che rischiano di vederle solo all'ultimo momento, di incastrarsi con i rotori e di finire giù. È una pratica veramente irresponsabile là dove non è autorizzata, dove non ha le giuste segnalazioni. Cortina, allarme del SUEM dopo la scoperta di domenica, fune tra le vette, dice il titolo, pericolo per chi vola. Adesso io non è che vi chieda commenti su questo, perché già immagino quali possono essere anche i vostri commenti. Certo che veramente dobbiamo tutti noi cercare di dissuadere chi compie queste prodezze assurde, cercare di rientrare un po' negli schemi, perché rischiamo veramente, dopo la tragedia di Falco, di vederne altre per colpa di queste pazzie. Fune tra le vette, pericolo per chi vola, un cavo per funamboli è spuntato nell'area tra Punta Fiammes e il Pont Magagnon. L'allarme è arrivato dal SUEM, che ha ancora sulla pelle la tragedia di Rio Gere, quando l'elicottero del soccorso precipitò proprio per un cavo non segnalato. Quella volta era un cavo dell'alimentazione elettrica. Calcio, Union Feltre in quarantena, salta il derby con il Sedico. Furgone contro un gregge, strage di pecore, il pastore è salvo. Rocca Pietro e noi nella malga sotto la marmolada abbiamo realizzato il nostro sogno. Allora, questi lanci della prima. Volevo mostrarvi la fotografia e il titolone della seconda pagina del Gazzettino di Belluno: 1000 in piazza, esplode la rabbia, dateci i mezzi per poter vivere in centro a Belluno. Commercianti e altri imprenditori, non ci fermeremo qui, porteremo le richieste al sindaco. C'è la situazione della provincia di Belluno a pagina 3 per quanto riguarda il coronavirus, un contagiato su 100, ma l'indice RT è sotto 1,5. Allora, è bella questa cartina perché ci mostra qual è la situazione provincia per provincia. Allora, la diffusione del virus, abbiamo detto, no, che questo indice di trasmissione sarà importante per determinare qual è la situazione delle singole province. Allora, vedete, il Gazzettino ha stabilito 4 colori: giallo con l'RT sopra la soglia per periodi limitati, cioè inferiore a un mese, rosa chiaro RT significativamente tra 1 e 1,25, rosso RT significativamente tra 1,25 e 1,5 e rosso scuro RT significativamente maggiore di 1,5. Bene, in rosso scuro ci sono solo Treviso e Rovigo, che finora è stata silente sul coronavirus, purtroppo parte alla grande in questo momento. Va bene, rosso scuro solo quelle due, rosso quindi in una situazione in cui l'RT è significativamente tra 1,25 e 1,5 ci sono purtroppo Belluno, c'è Vicenza e c'è Venezia. Invece sono in situazione tutto sommato accettabile Padova e Verona. Questa è la situazione dell'indice del contagio nel Veneto. Allora andiamo avanti. Beh, insomma, c'è questo titolo interessante: Cinquetti, che è il primario il direttore dell'unità come si chiama,
della prevenzione, che dice passati da 50 a 150 positivi al giorno, ma la situazione nel complesso è migliorata. Davide Piollo, amico Davide, che approfondisce questo. Ciao Davide. Allora, contrario alle chiusure, mascherine necessarie è il titolone che riassume la posizione di Giampaolo Bottacin, dell'assessore regionale. Quindi anche lui riflette le posizioni di Zaia: cerchiamo di non chiudere, però le mascherine sono necessarie, e quante migliaia di volte l'abbiamo detto. Ieri c'era la bella intervista di Paola Dallanese al primario di malattie infettive di Belluno, che raccontava la propria personale esperienza di operatore dentro un reparto estremamente a rischio, e il primario diceva: guardate, io lo so, non mi serve andare a leggere studi, no? L'intervista della Paola Dallanese, perché lo vedo sulla mia pelle, sulla mia esperienza: se si portano le mascherine non ci si contagia. Dunque, l'assessore regionale Bottacin analizza il dibattito con il governo: servono misure proporzionate. La criticità con cui dobbiamo misurarci adesso è quella di non mettere in crisi il sistema sanitario, e quante volte l'abbiamo detto. Allora, beh, qui insomma c'è una notizia che così commuove, no? Addio caro Pino, spirito libero, ora sei nel vento. Il cordoglio in città per la scomparsa di Giuseppe Tavi, Pino Tavi. Forse a molti questo nome non dirà, non dirà molto, però basta che vi mostri la fotografia. Per molti bellunesi, eccolo qui il volto. Una raffica di messaggi di cordoglio ieri sui social per la scomparsa del 68enne Pino, ovvero Giuseppe Tavi, persona che girava sempre col sorriso, con la sua barbona bianca, girava per la città. Era una persona particolare, riassume così Daniela De Donà: non un clochard, ma un uomo che amava non avere lacci intorno. Ieri è arrivata, era un uomo buono, un uomo gentile, salutava tutti sempre. Ecco, insomma, sono quelle notizie che dispiace dare, no? La ladra presa l'altro giorno, dice il titolo, la chiama ladra, la donna che è stata fermata per le prove, insomma, che ci sono della sua attività di furti, no? La donna che domenica era entrata in una casa a Safforze, è stata fermata dai carabinieri. Ogni mese incassa 800 euro perché prende il reddito di cittadinanza. Adesso scatenatevi pure, lo dico con ironia e sperando che non lo facciate, insomma, perché sono situazioni pietose. Chiaro che ci indignano, è giusto che ci indignino, ma mi raccomando, non eccediamo nei commenti. Rifiuti: nessun aumento in bolletta. Museo Rizzarda, un'opera restaurata grazie alla Coop. Andiamo avanti: furgone contro il gregge, strage di pecore. Vi mostro ancora questo: furti in altre 5 case, questo riguarda la zona di Sedico. Ma adesso lasciamo il Gazzettino perché voglio mostrarvi almeno un attimo di Corriere delle Alpi. Lockdown per le regioni a rischio, Zaia: da noi il picco sarà a metà novembre. Questo è il titolone di apertura. L'approfondimento poi generale sulla situazione in Italia a pagina 6. Zaia: non chiuderò le attività produttive, picco Covid a metà novembre, poi il calo. Vediamo un po', insomma, se fosse così vuol dire che i modelli matematici sono orientati a rivedere in senso positivo, in senso più positivo, insomma, quelle che erano le previsioni dei giorni scorsi. Andiamo avanti, anziani con il diabete, vedete, queste sono le conseguenze, no? Anche anziani con il diabete, virgolette, scomparsi durante il primo lockdown. Perché? Perché le persone poi non ricorrono alle cure. Studio universitario: chiusi gli ambulatori, molte persone che sono prive di computer non sono più state seguite, e questo è un problema, l'abbiamo detto. È la sanità normale anche ad andare in crisi se il coronavirus sfugge al controllo. Anche i reumatologi sono in allarme. Ora i malati rischiano l'abbandono, capite? Baretta, vabbè, poi insomma c'è un altro titolo che mi sembra interessante, ma insomma è più anche tecnico, ma se vi interessano questi temi seguitelo: la comunicazione complicata al tempo del Covid, e come se lo è, lo sappiamo benissimo. La protesta ieri in Piazza dei Martiri: chiediamo solo di poter lavorare. Scendono in piazza le attività chiuse, i fumatori sono più a rischio, e c'è un giro di vite in Luxottica. Sale la protesta delle imprese: non ci meritiamo la zona rossa. Case di riposo: ci sono 2 nuovi focolai, purtroppo ci sono dei positivi a Santa Giustina e a Auronzo.
Il titolo basso, i casi sono in lieve flessione, ma fino a Natale sarà dura, quindi mi raccomando, dobbiamo cercare di continuare a osservare tutta la prudenza possibile. La morte di padre Sorge, che interessa anche noi, attacco a Vienna, vi dicevo, e con questo si arriva alla pagina proprio con la testata Belluno, che apre così: acquisti sul territorio e spazi per lo studio, così le biblioteche sfidano l'emergenza. Io a questo punto mi devo fermare perché vi ho già rubato mezz'ora del vostro tempo. Mi raccomando, sereni, guardiamo avanti, cerchiamo di essere responsabili, ricordiamoci cosa diceva il primario in malattie infettive, mascherina, con la mascherina fermiamo tutto vuol dire che possiamo rientrare nelle zone di minor rischio, non avremo lockdown, possiamo concederci grandi libertà nonostante la situazione critica. Quindi forza e coraggio, sereni, andiamo avanti. Ciao a tutti, buona giornata.